ho avuto una bella gioventù, con parenti che mi tenevano assai caro, in più era Biucciuga, si chiama Gaganiu. I miei parenti non mi hanno mai chiamato cattivo, mi chiamavano Abupona. E tutta la mia vita ho considerato che ero una buffona e che tutto il mondo mi doveva denegare. E ci sono quasi giunta, mi denegaro. Io il mio più bello momento della mia vita è stato quando ero in un paese, in Canale Verde, con tutti quelli che eravamo uniti e ci frequentavamo. E ora si perde tutto questo, ognuno sta nella sua casa, giusto per fare la televisione. Allora, io sono come Edith Piaf, un rigretto nulla, ma invece quando scrivo e collego tutto ciò che ho campato, mi dico, ma che ricchezza, ora sì che siamo poveri perché non ci frequentiamo più, non parliamo più la nostra lingua, mangiamo manco più bene, non ce l'abbiamo a mangiare qui perché altrimenti abbiamo dei chili. Infatti, tutto è triste se voi cercate. Da qui a poco, la Corsica che abbiamo conosciuto non esiste più. Non c'è più l'anima corsa, che lo sia con i commercianti, che lo sia con la gente non te vuole far paoli che fonzano, pare che li vogliono picchiare dentro e farli cascare. Si campa a uso pinzuto, non siamo più corsi. Il corso un corre mica non te vuole far paoli. Un insulta mica in pittura. I figlioli salevano sino a fine a vita, non si mettono mica fuori a 18 anni. E ad un figliolo che ha quasi 50 anni, che è un mociuccio. Non mi pare mai va abbastanza merello. Per la nuova generazione, conosco qua, siamo camaradi. A 67 anni ho la fortuna di ricominciare la vita e di essere in master prima nada. Dunque ho assai speranza con tutti questi giovani che sono là bene per noi.